Ora il comune e il verde pubblico corrono ai ripari. Un albero è stato tagliato in mattinata a Piazzale Roma a Venezia, a poca distanza da quello che lo scorso 2 giugno si è schiantato tra la folla in transito, provocando 12 feriti, tra i quali purtroppo anche una giovane mamma ancora grave in prognosi riservata. Un intervento, quello di stamattina, evidentemente pianificato dai responsabili del verde pubblico e dunque di routine, ma che in una settimana nera circa lo stato di salute degli alberi in laguna fa crescere la preoccupazione e gli interrogativi circa gli alberi pericolanti in città. Oltre al grave incidente di Piazzale Roma, una pesante alta robinia si è schiantata al suolo anche venerdì al Lido di Venezia in via Marcantonio Bragadin. In questo caso ci è voluto un mezzo miracolo e alcune fortunate coincidenze, grazie alle quali questa seconda caduta non ha provocato per fortuna gravi conseguenze né feriti né danni. Il consigliere comunale di opposizione Gianfranco Bettin, verde progressista, da sempre impegnato nei temi ambientali, vede così la situazione. Oggi il Comune di Venezia ha tagliato un grande albero in Piazzale Roma, probabilmente dopo una perizia tecnica che ne avrà accertato lo stato pericolante. Dunque si poteva fare, si doveva fare anche prima del 2 giugno scorso, prima dello schianto del Leccio che ha provocato feriti gravi. Dopo una settimana complicata di polemiche e discussioni che non avranno mai fine, serve ora un'analisi complessiva e sistematica. Anche ripristinando un organismo importante come il Forum per il Verde, che per molti anni ha messo a confronto diretto l'amministrazione, i politici e i tecnici dell'amministrazione con i cittadini, con i comitati e con le associazioni che segnalavano problemi